L'ULSS 7 trascina in giudizio le 2 dottoresse di Vittorio Veneto per la furiosa zuffa al pronto soccorso. L'ha deciso il direttore generale Angelo Lino Del Favero, dando mandato a un avvocato affinché avvii un'azione legale nei confronti delle litiganti, alle quali sarà chiesto il risarcimento dei danni d'immagine patiti dall'ente. La causa civile si aggiungerà così al procedimento disciplinare nei confronti della titolare del contratto libero professionale e della dipendente dell'azienda sanitaria, che secondo indiscrezioni potrebbe comportare rispettivamente la revoca dell'incarico e il licenziamento per giusta causa. Un esito quest'ultimo deprecato però dalla diretta interessata, che attraverso il suo difensore ha deciso di uscire dall'anonimato e di raccontare la sua verità. Ritengo che non vi sia assolutamente la giusta causa. Lorenza Glorioso, assunta dall'ULSS 7, spiega di aver atteso per oltre un'ora la collega quella mattina e di averle contestato l'ennesimo ritardo nel corso di un acceso diverbio. Nel far ciò ovviamente c'era la reazione da parte di questa dottoressa e successivamente, a seguito dell'intervento di un infermiere che cercava di dipanare la situazione, quest'altra dottoressa colpiva con una sberla al volto la mia assistita. La dottoressa Glorioso, che spiega di essersi esposta perché non ha nulla di cui vergognarsi, sostiene di non aver reagito al ceffone e lamenta piuttosto lo stress causato da turni che definisce massacranti. La situazione dei pronto soccorsi, così come dei reparti delle US numero 7, in particolare nei nosocomi di Conegliano e di Vittorio, è una situazione quasi insostenibile. In particolare nei pronto soccorsi i medici, ma anche gli infermieri, sono costretti a svolgere un'attività insostenibile dal punto di vista dei turni.